Da un lato il tema dei dazi che si somma al contesto bellico con le note ripercussioni sull'export, dall'altro il cronico problema dei costi energetici. Le elezioni regionali del 23 e 24 novembre si inseriscono in un contesto strategico per le piccole e medie imprese. Sono le associazioni di categoria a chiamare a raccolta la politica per mettere al centro soprattutto i costi che le PMI devono affrontare. Le aziende francesi pagano l'energia elettrica un terzo di quelle italiane e le aziende tedesche pagano l'energia elettrica la metà di quelle italiane. La Regione convochi quanto prima una cabina di regia in seno all'assessorato allo sviluppo economico con le associazioni di categoria. Un appello diretto ai candidati alle prossime elezioni. Per elaborare nuovi strumenti a favore delle PMI e verificare, ad esempio, se i contributi alle aziende energivore si riversino effettivamente a valle del sistema manifatturiero.